Buonasera a tutti gli sportivi biancoverdi. Secondo appuntamento con la video intervista che ci fa conoscere tutti i protagonisti della stagione 2018-2019 e con noi oggi il capitano e bandiera del Ponte Crepaldo Raclea, Davide Sartori. Ciao, buonasera a tutti. Partiamo subito con la prima domanda. Il 29 aprile scorso avete compiuto un'impresa titanica andando a vincere a Badoere e conquistando una salvezza quasi insperata ad un certo punto della stagione. Che ricordi hai di quella giornata? Quella giornata è stata bellissima, più che altro è stata una partita fatta da noi in maniera impeccabile, preparata molto bene e siamo stati fortunati e comunque la volevamo tanto questa salvezza. Per fortuna è arrivata, seppur con una nostra vittoria non sapevamo se poteva bastare, dato che la classifica non ci dava il giusto modo per pensare positivo. Comunque siamo stati bravi di più e quindi devo fare solo un applauso a tutti quanti, perché secondo il mio punto di vista è stata la partita perfetta. Dopo la partita più felice e che ha dato il risultato migliore, passiamo a forse una delle partite più tristi, quella in casa con il Treporti, la sconfitta casalinga con il Treporti. Dopo quella battuta d'arresto, com'era il tuo umore? Ci credevi ancora? No, ci abbiamo sempre creduto, è quello il fatto, se no non ci saremmo salvati. Infatti la nostra forza è stata proprio questa, perché non abbiamo mai perso la speranza, seppur comunque c'erano tanti motivi per pensare negativo. Comunque siamo stati bravi a reagire, perché dopo una grande sconfitta del genere, soprattutto perché il Treporti ci aveva superato a livello di classifica, siamo stati bravi, abbiamo lavorato molto in settimana, siamo andati oltre al fatto calcistico, perché abbiamo lavorato a livello psicologico e tutti quanti hanno dato il suo contributo, quindi non posso dire niente, siamo stati bravi noi. Ripercorrendo il campionato, facendo una sintesi di tutte le partite, secondo te qual è stata la partita più bella e la partita più brutta? Parto con la più brutta, perché voglio avere un ricordo bello come è stato l'anno scorso. Comunque secondo me la partita più brutta in assoluta, forse perché abbiamo giocata male, è stata quella contro il Postioma qui in casa, dato che eravamo 1-1, io e Simone Severini siamo stati espulsi negli ultimi minuti e in 9 contro 11 avevamo tenuto l'1-1 e all'ultimo secondo ci hanno fatto 2-1, è stato un gran peccato, perché in quel momento, in quel periodo non stavamo godendo di una grande a livello psicologico, non stavamo molto bene e neanche a livello fisico. E quindi secondo me quella è stata la sconfitta più brutta. Quella più bella in assoluto, posso dire, oltre all'ultima che è già citata, quella contro il Concordia, che forse ci ha dato la consapevolezza che potevamo farcela veramente, perché andare a battere in casa sua il Concordia, che se vinceva il campionato, per me e per tutti i ragazzi è stata una prova di enorme coraggio e di estrema forza. Quindi secondo me quella è stata la partita che ci ha dato la svolta nel campionato. Questa è stata una stagione molto concitata, in cui il presidente, il direttore sportivo, la dirigenza tutta ha fortemente voluto questa salvezza, facendo anche tanti cambi alla guida tecnica. Che ricordo hai degli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Ponte Crepaldo? Purtroppo nel primo periodo sono stato assente per la pubalgia. Comunque io mister Geretto ci avevo già l'anno scorso e il primo periodo non l'ho vissuto. È arrivato Riccardo Bianco come secondo allenatore, che secondo me ha forse un po' stravolto troppo il clima, perché certi elementi secondo il mio punto di vista dovevano rimanere qua, anche a livello di esperienza che avevamo e che magari ci siamo trovati a non avere più. E invece Conversano non posso dire niente, perché è stato qua 3 settimane, dopo per problemi personali ha dovuto lasciare, però posso dire che si è comportato molto bene con noi e era molto preparato. La nostra grande fortuna è stata il ritorno di Geretto, perché ha dimostrato a tutti quanti, all'ambiente, secondo me a tutti quelli che non ci credevano più e anche a noi stessi, che potevamo farcela, perché senza di lui
sicuramente non saremo qui tranquilli a goderci il prossimo anno in prima categoria. Secondo me ha lavorato molto bene, ma non più, ha fatto sì che ritrovassimo quel gruppo che nel momento in cui la classifica non dava i suoi frutti ci ha dato la possibilità di riavvicinarci assieme, e secondo me in prima categoria se hai gruppo fai la differenza. Se non hai gruppo puoi avere bravissimi giocatori, però fai più fatica. Per diverse gare hai portato la fascia da capitano al braccio. Per qualche giocatore è un peso, per qualcun altro invece dà una carica impressionante. Cosa rappresenta per te giocare con la fascia da capitano? La mia idea è che comunque ho la fortuna e sono veramente felice di abitare nel paesino qui vicino a Ponte Crepaldo, quindi io mi vedo come se fossi del paese. Per me la fascetta da capitano comunque mi dà grande responsabilità, seppur l'ho alternata nel ritorno tra me e Stefano Danieli, cui secondo il mio punto di vista è molto azzeccato per averla. Io dico che non è un peso assolutamente, anzi è far sì che anche il giovane guardi diciamo, il vecchio, o comunque ho 27 anni, non sono vecchio, però con un rispetto o comunque una voce un po' diversa. Io sono contento di averla indossata e non lo so prossimo anno cosa succederà, però per me un capitano comunque ha un altro, a livello personale con i ragazzi deve avere una responsabilità diversa, in quanto deve spiegare, aiutare e qualche volta non solo essere un compagno di squadra, ma deve anche cercare di far migliorare il giovane che in certi momenti è in difficoltà. Come hai detto, abiti qui vicino, indossi la fascia da capitano, ma sei un ragazzo e un giocatore molto generoso. Questa generosità quanto incide in campo nelle tue prestazioni? Io spero che incida molto, cioè io ci metto tutto quello che ho, cerco sempre anche a livello lavorativo di impiegare tutto il mio tempo, la disponibilità che ho per far sì che venga a calcio, perché a me, oltre che a piacere il calcio, per me è una grande passione, e questa passione va oltre al giocare, al divertirsi con gli amici, perché è proprio quello che amo fare. Io amo giocare a calcio, quindi non posso far altro che venire e impegnarmi, e spero che qualche ragazzo, qualche ragazzo più giovane, perché io ormai come ho detto ho 27 anni, cerco di far capire anche ai giovani che il mondo non è più Cristiano Ronaldo, cioè è Cristiano Ronaldo, però ci deve essere anche impegno e costanza, altrimenti non si va da nessuna parte. In campo vieni schierato come attaccante. C'è magari qualche ruolo, seconda punta, esterno che prediligi e perché? Allora, in tutti questi anni me l'hanno chiesta più volte che ruolo ho. Io, secondo il mio punto di vista, posso essere un jolly, purtroppo anche per fortuna. A me piace giocare seconda punta, cioè a me piace giocare seconda punta perché comunque hai più spazio, hai più libertà. Ho fatto molti anni da centrocampista e mi piace molto. Non sono una vera punta, non sono una vera punta, mi piace farlo perché il mister mi dice di farlo, lo faccio con tutto quello che ho, però se posso decidere, se potessi decidere, sicuramente sceglierei la seconda punta per fare il trequartista o comunque non la prima punta, no, la prima punta. Mister Nerio Corò, quindi è avvisato. Per un problema fisico abbastanza fastidioso nell'arco della stagione non sei potuto scendere in campo, però sei comunque venuto al Don Trento e hai assistito alle gare della tua squadra con il 12° in campo. Parliamo un po' di questi splendidi ragazzi che sono ovunque, che seguono con passione le vicende e le partite del Ponte Crepaldo. Spendi una parola per questi ragazzi. No, sicuramente a Ponte Crepaldo è una piazza diversa da tutte le altre. Ho avuto la fortuna di giocare su altre piazze, cioè non importantissime perché il livello è sempre dilettantistico, a parte la mia esperienza nelle giovanili, però posso dirti che a Ponte Crepaldo la passione del calcio
è una cosa fantastica. È anche per questo che ho deciso di venire in seconda categoria all'epoca, e anche per questo che quest'anno, con le mie difficoltà lavorative, cerco e vengo a giocare anche qui il prossimo anno, perché i ragazzi, gli Ultras Bridge, danno quel qualcosa in più che nessun'altra società e squadra a questi livelli ha. Quindi io non posso dire, cioè io spero che i ragazzi come gli anni scorsi non si stanchino mai di venire, perché ci hanno fatto loro salvare, perché tante volte mi arrivavano messaggi o comunque tante chiamate in cui ci chiedevano di dare più impegno, e ci siamo resi conto che non era una cosa solo personale di noi Ponte Crepaldo come squadra, era una cosa che andava un po' oltre, e spero di aver dato il mio contributo e speriamo di aver fatto sì che anche loro abbiano passato un bell'anno nonostante tutto. Quindi non posso dire altro che spero che loro prossimo anno siano di nuovo qua, come hanno già detto, e più numerosi, cioè più numerosi ancora, perché non possiamo far altro che ringraziarli. Mi associo anche io alle parole di Davide e spendo veramente un pensiero particolare al cuore pulsante della tifoseria del Ponte Crepaldo per questi magnifici ragazzi. Anche per oggi abbiamo concluso questa seconda video intervista. Vi salutiamo e seguiteci sempre sul nostro canale. Grazie.